Mi chiamo Simonetti Nicola, sono della famiglia di Paoli. Faccio parte del direttivo dell'Unione di Ladin de Sopè, che è una delle prime unioni di Ladin fatte qua in provincia di Belum. E ho messo in questa unione per salvaguardare che resta della storia locale, della cultura locale, insomma dei ricordi delle nostre radici, insomma. Ho messo in pe al museo, ho fatto queste tabelle qua, perché ogni posto aveva il suo nome, una volta viveva della terra, viveva dei prodotti della terra e ogni posto aveva il suo nome ben preciso. In questi ultimi anni ho sviluppato il discorso, siamo partiti da che erano state le origini del Sopè, che era i carbonai che venivano su, che hanno cominciato a disboscare e fanno parte adesso della Unione Europea dei Carbonai, questa federazione insomma. E siamo arrivati al punto che c'ero noi qua in paese a organizzare l'evento europeo, diciamo. E sperando di far pulito insomma, ecco. Ad indurente il tempo sono in accordo che al nucleo del Sopè, o comunque la zona qua del Sopè, la cominciasse a sviluppare per via di carbonai, veniva su, era boschi dei faggi qua in giro e io cominciava a fare il carbone come attività, però non si fermava qua, cioè si fermava il tempo giusto per desboscare e fare cose. Allora, partendo da sto punto qua, hanno detto allora la base, la nostra storia, la parte proprio dal carbone, dai carbonai. Negli anni più o meno 80 è stato fatto un esperimento, diciamo così, perché ha voluto tornare a impiantare appunto una carbonaia con gli ultimi due carbonai che erano ancora attivi qua a Sopè. È stata un'esperienza bella, ha fatto delle mostre anche in giro per l'Italia su sta roba qua e da quel hanno cominciato a diffondere un attimino. Avendo contatti in Germania, ho appunto contatto con la Federazione dei Carbonai tedesca e da quella è nato un discorso tanto grande e con quella sono intervenuti a questi incontri chi fa, nato in Polonia, sto anni in Svizzera e Nautran adesso ne dall'organizzare noi questo discorso qua. Mi sono Simonetti, sono il vicepresidente dell'Unione di Ladin de Sopè e sono qua per spiegare le attività che ho fatto in questi anni qua. Le praticamente 25 anni che sono in Puis, però cercando di fare tutto con il volontariato, con la sedata fa entrare noi, cercare di fare perché contributi qua senza Puis, però qua non c'è un bel contributo per fare il mulino. Chi l'ha in questa zona qua, una volta era il mulino, a mulino di chi vede, di chi macinava il grano, l'orzo per fare la farina e così insomma. E qua torna a fare sul sito del vecchio mulino un mulino nuovo che è stato con i contributi europei e col progetto dell'architetto Lazarin che ha origini anche da Sopè e sì, con un bel impegno insomma ma siamo riusciti a tornare a fare il mulino praticamente proprio come che l'era fatto una volta con la roia, con l'aiva che corre e tutto quanto. Qua ho cercato di mettere ancora, sì, di spiegare come che veniva sto mulino. Ho messo fuori dei cartieri, ho cercato di fare delle bacheche, di mettere fuori tutti i disegni che aveva fatto al Lazarin, che vengono ben spiegati, e ho recuperato le vecchie macchine del mulino con un costo anche abbastanza sostenuto, le qua, le macchine vecchie del mulino, e le ho mettute qua in mostra anche queste per le tigni da conto, che le roba
dei reperti da tenere da conto, insomma, ecco. Le macchine le ho recuperate dal Mulin Vese ancora parecchi anni fa, tanti anni fa, perché non credevano di poter fare il mulino. Invece con questi contributi europei siamo riusciti, al comune anche che ne ha da idea, siamo riusciti a rifare il mulino. Sono riusciti a rifare il mulino, certo non è più come una volta che era una necessità di avere il mulino, di avere da armazenare l'orzo per se dà sostentamento da via, adesso l'hanno fatto per spiegare a chi dove che viene su che come che era una volta, come che era le robe, cercare anche per i dansinde, anche per il turismo, insomma, da cercare di svilupparsi nel paese, perché mi pare che qua è tutto che va in dare, tutto che muore, e se si da fa altro, buono, se no qua è tutto che muore. E adesso questo mulino qua è già un segno di attrazione, insomma, le tante che vengono su, chi vengono a vedere, e tutti vi entusiasti di vedere queste robe così, insomma, ecco. Qua è l'interno del mulino, con le macchine purtroppo non è più che le vese, adesso ne mette che le nuove, però le funzionali si potrà, non ho ancora provato a mettere in l'orso, però si potrà mettere in che squale che da armazenare l'orso, e qua si armazenava al grano, che l'altra roba, e il dia di sotto. Qua si hanno nel sotterraneo, praticamente con le tutte ingranaggi, le ruote tutte di legno, tutte fatte proprio come che le era fatte una volta, una che l'altra, questa qua è per l'orso e questa qua è per al grano. Qua le tutte che funziona, proviamo la live, le macchine che gira pulito, le ruote anche che gira pulito, e basterà trainte l'orso. Comunque una volta di con le musine dentro che vede, fanno la dimostrazione, e così adesso certo non possiamo stare qua al mettere in moto, ma le tutte che funziona pulito, insomma, dai. Qual è la presa dall'aiva al deposito, e qual è la presa che se verde se sera quando anche le bisogna che la vengono fuori per la roia, io ho il soprappieno che la se va, e qual è il marchingegno che fa di fuori l'aiva, e la fa di fuori per roia, e la va giù per la roia e la va fuori. Adesso la non è perché la incroscerà, adesso basterà mollare il marchingegno là inte, e la va fuori e la va sulle ruote, con le spatole. Qual è il troppo pieno che se ne va, che la in massa, il se verde su che le portele, e la va giù e la va su che le ruote, e la fa girare le ruote, la fa girare il marchingegno da inte, e gira le macchine per armazenare l'orzo e il grano che le bisogna, insomma, ecco. Ecco, abbiamo veduto al mulino, che senz'altro è stata una delle nostre realizzazioni più grandi, più costose, più tutte, insomma. E ha costato tempo e fatica, adesso ne coglierà il tenere mano a piede come che si fa con tutto, però senz'altro il nostro nocciolo duro, diciamo, lei al museo che lei nasce addirittura negli anni 70 come raccolta di materiale da parte del pittore Almasi Simonetti, che aveva una gran passione per queste robe qua, insomma. Almasi il Tomea, il Fiorenzo Tomea, senz'altro è state le due personalità più grandi che hanno avuto sul Zoppè. Lei è artisti a livello internazionale, insomma, noi siamo orgogliosissimi di questo. E per quanto riguarda al museo, si vedrà da cada settimane per dia vedi, insomma. Allora, sani e salute, e si vedono da cada settimane.